Sai che se tuo figlio maggiorenne diventa economicamente indipendente, puoi essere obbligata o obbligato a restituire l'assegno di mantenimento ricevuto? Parliamo di un caso molto frequente che genera inutili conflitti e alla fine forniamo alcuni consigli utili. Se è previsto un assegno di mantenimento a favore di un figlio maggiorenne, quando quest'ultimo diventa economicamente indipendente è bene fare attenzione. In generale, lo spieghiamo in molti contributi presenti sul blog del nostro sito, il genitore obbligato a corrispondere il mantenimento al figlio maggiorenne non può decidere unilateralmente, cioè in autonomia, di staccare la spina e smettere di corrispondere le somme dovute, nemmeno se è provato che il figlio sia diventato economicamente indipendente. Per quale motivo? In estrema sintesi, per l'attuale giurisprudenza, ciò che è deciso dal tribunale, come l'obbligo di mantenimento del figlio maggiorenne, può essere modificato solo dal tribunale o da un accordo di negoziazione assistita. È quindi illecita la sospensione del mantenimento decisa solo dal genitore obbligato. Cosa fare quindi per revocare l'obbligo di mantenimento? Il primo consiglio è quello di affidarsi ad avvocati esperti della materia per valutare tutti gli scenari possibili e le iniziative opportune. Il secondo consiglio è quello di cercare di raggiungere un accordo con l'altro genitore, provando l'indipendenza economica del figlio e dimostrando che una causa di questo genere non conviene letteralmente a nessuno, tranne che agli avvocati. L'ultimo consiglio è quello di valutare con l'avvocato se sia opportuno coinvolgere anche il figlio maggiorenne. Se è impossibile raggiungere un accordo con l'altro genitore, sarà purtroppo necessario rivolgersi al tribunale. Ma attenzione, se la domanda di revoca del mantenimento viene ritenuta fondata e quindi accolta, l'altro genitore può essere obbligato dal tribunale a restituire tutti gli importi ricevuti dalla data della domanda depositata in tribunale, oltre agli interessi, nonché a rimborsare le spese legali sostenute per una questione che, come abbiamo cercato di spiegare, ben poteva essere risolta con un buon accordo. Se hai dubbi su come affrontare un caso che ti riguarda, scrivici per ulteriori approfondimenti.